Incidente stradale al Lido di Venezia, un ventenne si è schiantato con l'auto contro un albero, ora è ricoverato all'ospedale in gravi condizioni. Malore fatale a Sharm el Sheikh per Valeria Pasqua, istruttrice di sub di 46 anni, ieri i funerali nella sua amata Caorle. 2 hotel a Jesolo in disuso, sgomberati dalle forze dell'ordine, 4 stranieri, uno è minorenne, sono stati portati in commissariato, occupavano abusivamente gli edifici. Sequestrato nel 2021 dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, un prezioso dipinto del Tiepolo è stato consegnato oggi alla direzione della Galleria Giorgio Franchetti alla Cadoro. Negli ultimi 20 anni l'andamento demografico della provincia di Venezia non vede particolari cali di residenti, a preoccupare di più è il numero di persone occupabili. Scattato alle 12 il messaggio test della Protezione Civile che avvisa la popolazione in caso di calamità naturale o incidenti industriali, ma non a tutti i cellulari è arrivata la notifica. A Mestre tornano le giostre per San Michele, il grande parco dei divertimenti in via Torino presso l'ex mercato ortofrutticolo da stasera fino al prossimo 1° ottobre. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. L'avete sentito, malore fatale a Sharm el Sheikh in Egitto per un'istruttrice di sub di 46 anni a Caorle, i funerali. Malore fatale per Valeria Pasqua, 46 anni, istruttrice sub, originaria di Genova. Aveva vissuto per lungo tempo a Caorle prima di trasferirsi con la famiglia in Egitto, a Sharm el Sheikh, dove durante un'immersione nel Mar Rosso è stata colpita da un aneurisma cerebrale che non le ha lasciato scampo. Il fatto lo scorso 5 settembre, con la notizia trapelata soltanto con il trasferimento della salma in Italia, ovvero dopo i funerali tenutisi a Caorle mercoledì 20 settembre. Non c'è stato infatti alcun tipo di annuncio mortuario su richiesta e disposizione della famiglia. A prendere parte alle esequie soltanto i parenti più stretti, con il marito con cui era sposata da 8 anni e gli amici più intimi che erano a conoscenza della tragedia. E gravissimo incidente stradale oggi, poco dopo mezzogiorno al Lido di Venezia. Un ventenne sarebbe uscito di strada con l'auto per causa in corso di accertamento, schiantandosi contro un albero lungo via Malamocco, la strada che porta agli Alberoni, poco distante dall'ospedale San Camillo. L'auto si è accartocciata sul fusto dell'albero, vedete le immagini impressionanti, ed il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. È intervenuto anche l'elicottero del 118 per trasportare il giovane all'ospedale di Mestre, dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva. È tempo di bilanci per la Questura di Venezia tra stazioni ferroviarie e stazioni di polizia sul territorio. Operazione di sgombero congiunta presso 2 alberghi momentaneamente chiusi all'attività turistica a Jesolo, l'Hotel Colorado e l'Hotel Tritone. Gli immobili erano diventati ricettacolo di sbandati e senza tetto, sollevando le proteste sia dei proprietari che dei residenti, che da tempo invocavano un intervento risolutivo. Per il cittadino del Marocco e 3 cittadini della Tunisia individuati, di cui uno minorenne, sono stati presi in carico dalle autorità giudiziarie e per il rimpatrio e l'affidamento a comunità. Tramite ordinanza sono stati chiusi ermeticamente i varchi di accesso agli stabili, allo scopo di impedire ulteriori accessi clandestini. Di 11 persone arrestate e 301 denunciate all'autorità giudiziaria per reati a vario titolo, con 31.538 identificati, invece, è il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia Ferroviaria per il Veneto, nelle principali stazioni e a bordo dei treni durante il periodo estivo. I servizi per la prevenzione e la repressione dei reati in ambito ferroviario sono stati intensificati in relazione all'aumentato flusso di viaggiatori. 2.826 le pattuglie impegnate in stazione, 177 quelle a bordo dei convogli e 111 i servizi specifici antiborseggio. 247 inoltre i pattugliamenti degli operatori Polfer lungo le principali linee al fine di prevenire i danneggiamenti alle strutture ferroviarie e garantire la sicurezza e la regolarità del trasporto. Ancora a cronaca, un prezioso dipinto del Tiepolo è stato consegnato questa mattina alla direzione della Galleria Giorgio Franchetti alla Cadoro, a Venezia.
Sequestrato nel 2021 dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, un prezioso dipinto del Tiepolo è stato consegnato oggi alla direzione della Galleria Giorgio Franchetti all'Accadoro. L'opera, olio su tela, datata intorno al VII decennio del Settecento, rappresenta la Sacra Famiglia ed era stata dispersa per la bancarotta fraudolenta di un imprenditore con successiva ricettazione. I militari l'hanno trovato accatastato nel sottotetto di un'abitazione padovana insieme ad altre 23 opere, 10 delle quali consegnate lo scorso giugno alle gallerie dell'Accademia. Una volta restituito al curatore del fallimento, il dipinto è stato presentato all'ufficio esportazione di Milano per essere venduto all'estero, prima di essere valutato di notevole interesse culturale da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna. Per l'alta qualità artistica e il notevole interesse storico e culturale rappresenta l'esempio più riuscito della felice e prolifica produzione del Tiepolo. Per questo il Ministero della Cultura l'ha acquistato per circa 150.000 euro, scegliendo poi di destinarlo alla Galleria Giorgio Franchetti. Lasciamo la cronaca ora per parlare di un'indagine della CISL di Venezia che lancia l'allarme sull'occupabilità e la residenzialità dei cittadini, proponendo delle soluzioni a sostegno del welfare. Negli ultimi 20 anni l'andamento demografico della provincia di Venezia non vede particolari cali di residenti, anzi nel 2003 la popolazione residente era di 822.591 unità, mentre nel 2022 ha raggiunto quota 833.703. Piuttosto è cambiato il numero di persone occupabili. I dati Istat dicono che gli over 64 nel 1982 erano l'11% del totale e nel 2003 superavano il 19%. Solo nel mese di aprile di quest'anno mancavano 31.000 posti di lavoro. Mancavano perché non erano copribili con le persone che si candidavano a poterlo fare. Il rischio di tutto questo è che l'economia locale vada in ginocchio e non riesca ad essere quel soggetto che sostiene i costi sociali che invece crescono e sono necessari per mantenere il welfare locale. Serviranno sempre più fondi, quindi necessari a sostenere spese per il sociale e il tema abitativo ci presenta delle sfide uniche. La casa diventa un fattore abilitante per l'economia del nostro territorio. Il processo demografico sta riducendo sempre più il numero delle persone in età lavorativa nel nostro territorio, pur non riducendo gli abitanti della nostra provincia. Questo genera una mancanza di personale. Per discutere di questi temi con le categorie sociali ed economiche del territorio, CISL Venezia organizza un convegno a Mestre venerdì 20 ottobre, dove sarà presentata una ricerca che possa contribuire a una discussione efficace. Per tentare di dare una risposta a quella che merita un territorio come il nostro e per evitare che il dramma della casa si scarichi non solo sulle persone che faticano a trovare un'abitazione a prezzi ridotti o calmierati, ma sull'intera economia locale. A Venezia, tra le bancarelle di souvenir, arriva ora il mediatore culturale. Il suo compito è quello di spiegare il decalogo del decoro per evitare che si possa incorrere in sanzioni pesanti o peggio ancora nella revoca della concessione. Sentiamo. Il decalogo sulla tipologia di merci ammesse nel rispetto del decoro e il mediatore culturale che spiega agli ambulanti cosa si può vendere nei banchetti. Accade a Venezia su idea dell'assessore al commercio con il coinvolgimento delle associazioni di categoria. Per cercare di spiegare direttamente agli operatori quali sono le modifiche del nuovo regolamento sul suolo pubblico. Obiettivo: evitare il degrado del mercato turistico. Il fine del mediatore culturale: rendere l'attività formativa e informativa più efficace anche ai gestori di nazionalità straniera delle bancarelle. Di utilizzare un mediatore culturale perché la maggior parte delle attività gestite dei souvenir, dei negozietti souvenir, sono gestite da ragazzi del Bangladesh. Lo scopo: migliorare le condizioni di lavoro nel rispetto del decoro per Venezia, anche per non incorrere in pesanti sanzioni che arrivano alla revoca della concessione se superano il numero di infrazioni. La decisione di questa amministrazione è di essere rigorosi e di intervenire su tutte le attività che non rispettano le regole.
Anche in Veneto oggi è arrivato il messaggio di prova da utilizzare in casi di gravi emergenze IT Alert. L'assessore Bottacin, prova superata, ma ci sono alcuni aspetti da migliorare. Puntuale alle 12, come era stato preannunciato, oggi tutti i cellulari del Veneto hanno ricevuto il messaggio test di IT Alert. Un suono deciso durato alcuni secondi, accompagnato da un testo che una volta aperto è sparito. Si tratta del sistema di allarme pubblico della Protezione Civile che nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso diffonde allarmi pubblici attraverso la trasmissione appunto di questi messaggi denominati IT Alert. La prova è andata sommariamente a buon fine, ha commentato l'assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin, anche se ci sono alcuni aspetti da sistemare. Qualcuno infatti non ha ricevuto il messaggio, qualcun altro 2 volte oppure mezz'ora dopo, ma comunque una buona riuscita, soprattutto se paragonata all'esito di altre regioni. Chi vorrà, ha concluso Bottacin, potrà compilare il questionario IT Alert e fare eventuali segnalazioni. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, TG di Venezia, una nuova collaborazione triennale tra Veritas e l'ITIS Marco Polo al fine di formare giovani da inserire in azienda. Oggi la firma della convenzione. Bocche cucite e nessun commento da Veritas sulle emissioni di diossina da parte degli impianti di Fusina, che causerebbero patologie anche tumorali, come denunciato nei giorni scorsi dal Comitato Non Inceneritore e supportato dagli studi forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. L'azienda si concentra sulla formazione dei giovani e sulla creazione di nuove opportunità di lavoro, in sinergia con l'Istituto Tecnico Professionale Marco Polo. Avere la possibilità di acquisire capacità, cioè giovani che hanno interesse di confrontarci con attività come Veritas, come una società come Veritas, è sicuramente positivo. È una scrematura già, diciamo, perché si propongono loro tramite appunto l'ITS e poi sicuramente stiamo parlando dell'ambiente, quindi sono notevolmente interessati a dialogare con i giovani e che poi si ripropongono loro stessi nei confronti dei coetanei e dell'ambiente in genere. Una convenzione per la progettazione di iniziative, tirocini e stage formativi per gli studenti dell'ITS nell'ambito della logistica, con concrete possibilità di assunzione, al fine di gettare un ponte tra il mondo della formazione e quello dell'impresa che fornisce servizi ambientali. Abbiamo progettato assieme un corso sulla logistica del rifiuto che sarà rilanciato in maniera forte il prossimo anno, che riguarderà il trasporto e gestione del rifiuto del materiale pericoloso e questo è un corso che avrà, nella nostra speranza, almeno 25 iscritti e buona parte di questi potranno essere ospitati qui in Veritas. I repentini cambiamenti climatici hanno accelerato una presa di coscienza della gestione delle acque e della loro importanza. Sentiamo. Prolungati i periodi di siccità, improvvise alluvioni e violente grandinate hanno accresciuto la consapevolezza tra gli addetti ai lavori dell'importanza strategica della gestione delle acque. Per questo il Comune di Mirano ha presentato il primo Festival dell'Acqua, 3 settimane e 14 appuntamenti di approfondimento scientifico, culturale e di riscoperta del territorio, al fine di sensibilizzare anche l'opinione pubblica sull'acqua quale bene e diritto primario ed essenziale. E siccome l'acqua è un elemento che ci sta scappando tra le mani, pensiamo che sia giusto riflettere sul significato e sul valore dell'acqua, che è un bene essenziale, è un diritto per tutti. Spesso ce ne dimentichiamo. Perché? Perché finora ce l'abbiamo sempre avuta. Non è un festival che è un'idea di un direttore artistico o di un'amministrazione comunale, è una partecipazione popolare. Ci sono 20 associazioni coinvolte nell'organizzazione degli eventi, quindi un festival da basso. Tra gli attori protagonisti l'Associazione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. È un'occasione per parlare di acqua a tutto tondo, quindi partendo da chi l'ha gestita
e l'ha governata nel tempo, ha le prospettive di governo futuro di questo bene essenziale per la nostra vita, e con una prospettiva in un modo particolare di utilizzo di questo bene nel miglior modo possibile, perché abbiamo capito e l'abbiamo ben capito l'anno scorso che non è infinita. Un festival con lo sguardo rivolto a studenti e giovani. I giovani, si dice con una frase abusata, sono il nostro futuro, ma in effetti è proprio così. Noi dobbiamo valorizzarli, aiutarli a crescere e soprattutto dobbiamo aiutarli a pensare che esiste un futuro, che quindi il cambiamento climatico può essere governato. Aperta anche la seconda rotonda di via Torino a Mestre, l'occasione per testarne la funzionalità sarà il grande Luna Park allestito all'ex mercato ortofrutticolo. La seconda rotatoria di via Torino a Mestre è stata aperta con anche lo spegnimento del semaforo all'incrocio con via Rossetto, nel rispetto delle tempistiche. Sarà messa subito alla prova con lo stress test in occasione della prima giornata di Mestre Land, il grande Luna Park allestito nell'ex mercato ortofrutticolo. Un importante test. Lo è stato in questi giorni con l'apertura delle scuole e il primo incrocio, quello più importante, ha tenuto benissimo. Abbiamo ricevuto complimenti perché alla fine una rotonda fluidifica il traffico e riporta la sicurezza dove c'è un incrocio, dove si rischia spesso la vita. Con la seconda rotatoria di fronte al centro ovviamente delle poste, che è un punto importante, noi contiamo di aver ulteriormente migliorato la fluidità su via Torino. Rispetto all'altra rotatoria, questa è di dimensioni inferiori, ma è stato ugualmente necessario eliminare alcuni marciapiedi. La viabilità mestrina è comunque destinata a cambiare completamente volto. Noi vogliamo realizzare un piano urbano della mobilità che sia sostenibile veramente, che vuol dire ciclabilità concreta, è in corso anche l'intervento su via Camarcello, e quindi il potenziamento delle ciclabili, quindi superare questo 200 km di ciclabili in città, riportare rotatorie dove ci sono incroci pericolosi e quindi rendere sostenibile anche con tutto il trasporto pubblico locale. Intanto per Mestre Land chi arriverà in auto potrà parcheggiare sulle strisce blu ai park Costa e Candiani, fino ai parcheggi Forte Marghera, Park Petroli ed ex Palexpo. Per le biciclette sono stati invece predisposti un parcheggio custodito a pagamento all'ingresso e un'area non custodita poco distante. Sarà comunque possibile arrivare anche in bus con una navetta circolare dedicata ogni 10 minuti con partenza da piazza 27 ottobre. Sono dunque tornate a Mestre da questa sera alle giostre per la festa di San Michele. A Mestre tornano le giostre, o meglio il grande Luna Park di Mestre Land in occasione del Santo Patrono San Michele. 11 giorni di puro divertimento in via Torino all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo fino al prossimo 1° ottobre. Per l'inaugurazione anche il primo cittadino, circondato dai bambini in veste di paggetti. San Michele è una festa importante per Mestre e mettere insieme l'organizzazione tra l'altro di Marghera, per cui l'idea è quella sempre di creare unità. Che poi queste sarà compreso ovviamente nei festeggiamenti anche che ci sono nelle altre località di Mestre, proprio per creare una grande città. Questa è una grande città, dobbiamo prendere consapevolezza. Evento pensato dal sindaco già dallo scorso giugno, che rientra nel palinsesto delle città in festa. Abbiamo pensato di lavorare su un parco divertimenti che avesse la possibilità di accontentare i più piccoli, e sono le prime giostre che si incontrano, e anche arrivare a man mano un grado medio e un grado estremo. Adulti, bambini e famiglie potranno divertirsi con giostre, concerti, musica e un villaggio appositamente allestito con un'area ristoro e mercatini, recuperando un'area abbandonata da tempo. Coincide con un periodo appunto di festa, di ricorrenze, comunque in realtà c'è tutto un periodo molto più lungo di attività, di iniziative, poi c'è l'Ottobre Rosa, abbiamo tutta l'attività autunnale su Mestre, però voglio dire che non ci facciamo mancare nulla, perché tra l'altro, come è stato già annunciato, dal 28 settembre al 1° ottobre vi è anche il Salone dell'Alto Artigianato Artistico all'Arsenale di Venezia. Con vela il grande evento organizzato anche dall'Associazione Eventi 2000. Stiamo cercando di essere presenti in tutti i modi, ovviamente per cercare il più possibile di dare un supporto a quello che possono essere le famiglie, il territorio, ai commercianti, come vedete con tutte queste attrazioni.
Il tempo ora con le previsioni, allerta gialla decretata dalla Protezione Civile da questa notte per 24 ore a causa di una precipitazione, di una perturbazione che porterà anche delle precipitazioni intense sulla nostra regione. Vediamo quindi nel dettaglio il nostro meteo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo, previsioni per venerdì 22 settembre. Sul Veneto tempo perturbato con cielo molto nuvoloso soprattutto in montagne e sulla pianura centro-settentrionale. Possibili schiarite durante la giornata lungo la costa. In aumento la probabilità di precipitazioni. Temperature prevalentemente in calo. Minime tra i 16 e i 20 gradi, massime comprese tra i 22 e i 26 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci sparsi durante tutto l'arco della giornata. Attese abbondanti piogge con probabilità di locali temporali anche di forte intensità. Temperature minime comprese tra i 18 e i 21 gradi, massime tra i 21 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige la giornata sarà caratterizzata da cielo coperto con precipitazioni diffuse. Temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.